non approvavo la sua scelta, ma la rispettavo il dolore del papà e dei familiari di Edi Ongaro, il 46enne di Portogruaro, morto combattendo in Donbass tra le file dei miliziani pro-Russia. Speriamo che la salma ritorni. Nome di battaglia Bozambo, il 46enne aveva raggiunto il Donbass nel giugno 2015. In un video poco dopo il suo arrivo aveva spiegato le sue motivazioni e invitava altri ad unirsi a lui. Tragedia nel pomeriggio a Ponte San Nicolò nel Padovano. Una mamma di 36 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione dove era scoppiato un incendio. Una violenta grandinata si è abbattuta sulla parte nord della cintura urbana di Padova, da Vigo d'Asera, da Tichiero, da Campodarsego a Cadoneghe, strade imbiancate e traffico in tilt. L'11 febbraio scorso aveva picchiato e violentato una 60enne a Gatteo Mare nell'area di Cesenatico, l'aggressore un marocchino fermato dai carabinieri nel Veronese. Fine dello stato di emergenza Covid. Oggi primo giorno di allentamento delle restrizioni dai trasporti alla ristorazione. Per molti una liberazione, ma c'è chi teme un liberi tutti. Da oggi i docenti non vaccinati sono rientrati a scuola ma senza fare lezione. Causa sulle mansioni e sugli orari, attacca il sindacato SNALS che annuncia azioni legali. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Quella di oggi è una giornata di shock e di molte domande a Giussago di Portogruaro, nel veneziano paese di origine di Edi Ongaro, il miliziano italiano morto nel Donbass mentre combatteva tra le milizie filorusse. A parlare ai nostri microfoni è il padre Sergio, che dice: non approvavo la sua scelta ma ora spero di seppellirlo accanto alla madre. Il perché, il per come, perché è successo, perché forse quella volta o l'altra, no? E così vai in ricerca delle cose che la risposta non sarà. È il momento delle domande per Sergio Ongaro, il papà di Edi, il 46enne morto in Ucraina nella regione del Donbass, dove dal 2015 si era unito alle forze separatiste filorusse. Sergio, fuori dalla casa di famiglia a Giussago di Portogruaro, racconta di quel figlio che non c'è più e di un rapporto interrotto proprio a causa delle scelte di vita di Edi. Il giovane uomo mai aveva detto ai suoi cari cosa facesse realmente nel Donbass. Vedo che andava verso l'Ucraina, però non mi ha detto dove, però sapevo che la tendenza era quella di andare a fare qualcosa, insomma, ecco, per qualcuno, per gli ideali buoni, cattivi, cose, non lo so, perché quando dopo si va a sparare non sono più ideali buoni, no? Non lo sentiva da 8 anni. Sì. C'è un po' di rimorso. Quello c'è senz'altro, perché le decisioni dei figli può essere una causa anche dei genitori o no. Io non è che non l'ho perdonato, non l'approvavo, insomma, ecco. Però lui ha fatto la sua scelta. E scelta è la parola più ricorrente tra chi conosceva e voleva bene a Edi. Anche con il fratello Mirko i rapporti erano ormai inesistenti. Non ho accettato quell'atto lì di andare via e andare in quel posto là. Dopo purtroppo ognuno fa le sue scelte e non è, insomma, lui ha deciso così e rispettiamo la sua decisione, però io 8 anni e mio padre uguale. La notizia della morte è stata comunicata dall'amico di famiglia Massimo Pin, sempre rimasto in contatto con Edi, alla cognata Raffaella, titolare di un'attività a San Michele al Tagliamento. Presa io e sinceramente per me è stato uno shock, perché sì, si sapeva dove era, ma non ti aspetti mai queste notizie, purtroppo. Vivi nella speranza che tutto vada bene. Adesso l'unico obiettivo della famiglia è portare almeno le ceneri a casa e farlo riposare accanto alla madre. Dove sua mamma, la cosa salta di Portogruaro? Adesso naturalmente manca, ma non ci posso fare niente. Quello che spererei che qualcuno ce lo mandi qua, che ce lo mandi a casa, almeno a portare un fiore. Dal giugno 2015 Edi Ongaro aveva lasciato il Veneto e il veneziano per andare a combattere in Donbass con le milizie filorusse. Già in quelle prime settimane aveva fatto sapere quali fossero le sue motivazioni. Penso che
finché ci sarà aria nel mio corpo, finché il sangue scorrerà, io credo che da qui non uscirò mai. Credo che la mia scelta è quella di restare qui. Il suo nome di battaglia, Bozambo, era preso a prestito da uno storico partigiano della Resistenza. E proprio di resistenza antifascista parlava Edi Ongaro. La sua guerra è durata quasi 7 anni, fino a quando una bomba a mano lanciata nella trincea dove si trovava, in un villaggio a nord di Donetsk, non l'ha ucciso a 46 anni. In queste ore Ongaro è pianto dal collettivo Stella Rossa Nord-Est, dai social vicino al Partito Comunista, dagli amici più stretti, dalla famiglia. La sua scelta di lasciare Giussago di Portogruaro ed entrare nelle milizie separatiste del Donbass nel giugno 2015, periodo al quale risale questa testimonianza video. Con molto orgoglio, molto onore posso dire di essere parte della Pritrak, di questo battaglione internazionalista, tra i quali mi sento già dal primo momento, mi sento fra compagni e compagni. Si era arruolato nella brigata Prizrak, composta soprattutto da foreign fighter. Per i filorussi era diventato una specie di eroe nella battaglia contro il governo di Kiev e a fianco di tutti i civili neorussi che, scriveva sui social, hanno visto l'inferno in terra. Questo è il nostro giorno, aveva scritto quando Vladimir Putin aveva firmato in diretta TV il decreto con cui la Russia riconosceva l'indipendenza dall'Ucraina delle repubbliche del Donbass. Una vita complicata prima della partenza, disoccupato, era rimasto coinvolto in una aggressione a un barista e a un carabiniere di Portogruaro. Risolti i problemi con la giustizia, la scelta di andare a combattere, che lo aveva reso di fatto un foreign fighter, fuori legge, in Italia. In ogni stato, in ogni parte del globo c'è qualche minoranza, qualche piccola etnia, popolo che viene calpestata e loro tocca reagire. Rispetto verso se stessi e verso gli altri. E questo, secondo me, deve portare molte persone, soprattutto chi, come me, era in condizioni deplorevoli, scandalose, per uno Stato che si dice civile, lo ripeto, civile tra virgolette. Io dico a questa gente, se potete, venite qua. Tragedia nel pomeriggio a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova. Una donna è stata trovata morta all'interno della sua abitazione dove era scoppiato un incendio. È stata trovata morta all'interno della sua abitazione. La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco di Padova, chiamati dai residenti di un condominio in via Firenze a Ponte San Nicolò per un incendio in abitazione. Una volta domate le fiamme è stato scoperto il cadavere di una giovane donna. La vittima è una mamma di 36 anni, residente al piano terra di questo complesso residenziale al Civico 18. Sembra che quando i vigili del fuoco sono entrati all'interno della casa abbiano subito avvertito un forte odore di gas. Le cause del decesso dunque potrebbero essere dovute a una forte intossicazione da gas e fumi. La 36enne al momento dell'incendio era sola in casa. I medici del 118 intervenuti in via Firenze non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Sul posto è arrivato anche il pubblico ministero di turno, i carabinieri della compagnia di Piove di Sacco e il nucleo investigativo dei vigili del fuoco che stanno cercando di individuare le cause del rogo. Anche il sindaco di Ponte San Nicolò, Martino Schiavon, si è precipitato sul luogo della tragedia insieme ai tecnici dei servizi sociali. Dopo la pioggia di ieri, oggi nel pomeriggio una nuova ondata di precipitazioni molto più intense rispetto a quelle della giornata di ieri, che hanno interessato varie zone della nostra regione con forti rovesci di pioggia e soprattutto con importanti grandinate. Nel veneziano è interessata soprattutto l'area di Marcon e poi il Padovano. Le immagini che state vedendo si riferiscono proprio alle precipitazioni che hanno riguardato la provincia di Padova, da Vigo d'Arzera, Campodarsio, Cadoneghe, Limena. Sono stati diversi i comuni che si sono ritrovati con strade e marciapiedi ricoperti dalla grandine, da un tappeto bianco appunto di grandine che ha causato soprattutto disagi al traffico andato in tilt, chicchi di ghiaccio e un tappeto, lo vedete, simile a quello della neve. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose, solo, come detto, rallentamenti al traffico. I carabinieri della compagnia di Cesenatico hanno fermato nel Veronese un uomo
ritenuto responsabile dell'aggressione e della violenza sessuale commessa lo scorso 11 febbraio ai danni di una donna di 60 anni. La vittima era stata avvicinata mentre passeggiava nei pressi della foce del Rubicone a Gatteomare, picchiata e stuprata in spiaggia. I militari hanno identificato l'indagato di nazionalità marocchina e lo hanno rintracciato lo scorso 26 marzo in un comune della provincia di Verona. Il fermo è stato convalidato e l'uomo si trova ora in carcere. È accusato di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Secondo la ricostruzione dei fatti, aveva scambiato alcune battute con la vittima, poi l'aveva strattonata e trascinata in spiaggia e qui picchiata e violentata per poi fuggire. Dopo il fermo è stata fatta una perquisizione in un casolare di campagna dove viveva l'indagato e sono stati trovati alcuni indumenti corrispondenti a quelli indossati dalla vittima quel giorno. È stato arrestato l'uomo che 11 anni fa si rese responsabile della cruenta rapina ai danni di un'anziana donna picchiata selvaggiamente e legata ai polsi e alle caviglie a Rasai di Seren del Grappa, nel Bellunese. Si tratta di un cittadino marocchino di 32 anni che la squadra mobile di Belluno ha rintracciato in Polonia. Giustizia è stata fatta. 11 anni dopo la tremenda rapina ai danni di un ottantenne residente a Rasai di Seren del Grappa, la squadra mobile di Belluno ha rintracciato e arrestato in Polonia Mohamed Langari, cittadino marocchino di 32 anni, colpito da un ordine di carcerazione internazionale spiccato dopo la condanna a 7 anni di reclusione. Langari, all'epoca dei fatti minorenne e venditore ambulante, si era presentato assieme a un complice a casa di Maria de Freitas, vedova dal Soler, portoghese di origine ma residente in provincia da più di 30 anni. L'anziana aveva fatto entrare i due giovani ignara delle loro intenzioni. Per un pugno di monili e pochi spiccioli, i due colpirono la donna al capo con un pesante posacenere, legandola a polsi e caviglie prima di darsi alla fuga. Sotto shock, insanguinata, l'ottantenne riuscì a trascinarsi vicino a una finestra e a chiamare aiuto. Soccorsa dai vicini e poi dall'ambulanza, la donna fu trasferita in gravi condizioni all'ospedale di Feltre con una prognosi di 40 giorni. Indagini fulminee dei carabinieri portarono all'immediata individuazione dei due malviventi, nel frattempo fuggiti all'estero. Lunedì scorso l'attività costante di censimento dei latitanti compiuta dalla prima sezione della squadra mobile di Belluno ha consentito di individuare la dimora di Langari, localizzato in una cittadina del sud della Polonia, dove è stato arrestato e dove si trova in attesa di consegna alle autorità italiane. Voltiamo pagina, finito lo stato di emergenza, da oggi cadono gradualmente le restrizioni, primo giorno dunque di parziale ritorno alla normalità, i cittadini si sentono sollevati ma pensano che serva ancora un po' di cautela e prudenza. Non solo gli episodi di violenza e le risse, non solo l'accoltellamento sul quale la procura sta ancora cercando di far luce, ma Piazza Garibaldi è anche teatro di spaccio di droga. Ieri sera un tunisino è stato arrestato mentre vendeva cocaina a giovani del posto. Si tratta solo di uno dei 9 arresti per droga a conclusione della maxi operazione della squadra mobile di Trieste, coordinata dalla Procura della Repubblica. Cocaina dal Veneto a Trieste. Il capoluogo giuliano era la piazza di smercio al dettaglio della droga dopo essere stata rivenduta e tagliata per poi invadere le piazze cittadine. L'attività di ricerca e cattura degli spacciatori ha visto l'impiego di oltre 60 uomini della Polizia di Stato ed è avvenuta in collaborazione con le squadre mobili di Venezia, Padova, Treviso, Pavia e Rovigo, nonché delle squadre cinofili della Polizia e il reparto Prevenzione Crimine. Gli indagati tunisini che gestivano la vendita della cocaina a Trieste con Piazza Garibaldi come principale centrale di spaccio si rifornivano ogni settimana da un gruppo di albanesi domiciliati a Venezia ma che spesso e volentieri viaggiavano fino a Trieste per portare la droga e riscuotere dai tunisini i proventi della vendita. Dopo aver ricevuto la cocaina dai colleghi albanesi, i tunisini la tagliavano, confezionavano e la rivendevano ai giovani clienti triestini tramite una capillare rete di spaccio. Le investigazioni della mobile, anche grazie all'utilizzo di intercettazioni telefoniche, hanno permesso la cattura e l'arresto di 9 spacciatori tra tunisini e albanesi di età compresa fra i 20 e i 40 anni. L'ultimo arresto quello di ieri sera in Piazza Garibaldi. Le indagini durate diversi mesi hanno consentito di sequestrare in più episodi i quantitativi di droga che venivano poi destinati alla piazza triestina. 4 gli arresti che sono avvenuti in flagranza di reato. Complessivamente, durante la maxi operazione della squadra mobile di Trieste è stato sequestrato oltre 1,5 kg di cocaina purissima che il gruppo di spacciatori nascondeva in diverse aree verdi della città, oltre che documentare centinaia di vendite di droga a giovani triestini, anche minorenni.
Il servizio che avete appena visto era riferito a questa maxi operazione antidroga della squadra mobile di Trieste. Adesso invece vediamo questo primo giorno di fine stato di emergenza. L'importante è migliorare e ridurre ancora questi impegni, perché secondo me ormai siamo un po' fuori da quello che è la pandemia del 2020-2021. Bisogna darsi un po' di libertà, dar stimolo, che le attività lavorino. C'è un bel sospiro, adesso sì. Speriamo che proceda così. Se questa è una cosa definitiva, ottimo. Se fra un mese ricominciamo, non si sa, insomma. Quindi lei dice benvengano ma con cautela. Ma sì, certo, comunque le cautele. Credo sia arrivato il momento, dopo 2 anni, di respirare senza mascherine. È così che i vicentini dicono addio allo stato d'emergenza Covid. Dopo 2 anni è arrivato il giorno in cui si alleggeriscono gradualmente le restrizioni, a partire dagli obblighi legati al Green Pass e Super Green Pass, obbligo destinato al momento a non scomparire del tutto, ma ad incidere in misura minore sulla quotidianeità. Il certificato verde non sarà più necessario per accedere a uffici pubblici, banche, poste, per entrare nei negozi, tabaccherie comprese, né per salire a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale. SVT fa sapere che fino a domani sono garantite tutte le corse integrative per il servizio scolastico e da lunedì 4 ne rimarranno attive 21, individuate in base all'analisi dei carichi delle corse attuali, con destinazione e partenza dalle località che accolgono plessi scolastici particolarmente frequentati. Pertanto l'invito agli utenti a verificare sul sito gli orari aggiornati e le corse attive. Addio al Green Pass anche nei locali e ristoranti all'aperto, mentre quello rafforzato resterà in vigore fino al 30 aprile per centri benessere, sale gioco, discoteche, congressi ed eventi sportivi al chiuso. Si può pranzare fuori, ovviamente tempo permettendo, mentre all'interno abbiamo ancora bisogno del Green Pass comunque base o comunque di un tampone. È una piccola apertura, ho visto già comunque un po' di movimento, c'è già dei clienti soddisfatti, c'è già un po' di chiamate, per cui speriamo bene, incrociamo le dita. Speravamo un'apertura totale, quello senz'altro. Ovvio che piuttosto di niente è meglio piuttosto, come si suol dire. La gente per conto mio è spaventata sì da questa ricomparsa del Covid, ma soprattutto gli aumenti che si risentono nel portafoglio. E da oggi i docenti non vaccinati hanno potuto fare il rientro a scuola, per loro però niente lezioni in aula ma attività di supporto. È caos, dice il sindacato SNAS, che annuncia azioni legali. Si potrebbe proprio parlare di primo giorno di scuola per i docenti non vaccinati, da oggi rientrati negli istituti, anche se per loro niente lezioni in aula ma attività di supporto. Ed è proprio qui che si sono scatenate le polemiche alla vigilia per l'incertezza sul ruolo che avrebbero dovuto ricoprire al rientro. Ci sono state molte incertezze interpretative che il Ministero ha sciolto solo ieri sera tardi, e questo ovviamente non ha aiutato sicuramente i dirigenti scolastici. Il numero esiguo di docenti rientrati, 200-300 persone su 70.000 operatori scolastici, ha mitigato i problemi di una situazione fino a ieri sera ancora poco chiara. Alla fine gran parte dei dirigenti ha assegnato al personale funzioni che comunque attengono all'attività didattica. La preparazione di attività collegiali, quindi della documentazione che deve essere portata agli organi collegiali, preparazione di unità didattiche. Docenti che potranno essere impiegati anche per la didattica a distanza degli studenti positivi. Perché non c'è un coinvolgimento in presenza con lo studente. Parla di una giornata caotica il professor Salvatore Auci, segretario provinciale SNAS Confsal di Treviso. Questa mattina molti insegnanti ci hanno chiamato perché c'è smarrimento. A questo personale sono state chieste cose che non sono contemplate dal nostro contratto. Ad esempio prendere servizio per 36 ore a settimana. Spiega la professoressa Palumbo come nei giorni scorsi il Ministero avesse emesso una circolare poco chiara sul tema delle 36 ore e solo ieri, intorno alle 19:30, è arrivato il chiarimento. Ha ritenuto che questo personale debba rispettare le 36 ore. Il personale docente della scuola media e superiore ha un orario di 18 ore settimanali, mentre per primaria e infanzia rispettivamente di 24 e 25 ore a settimana, spiega Auci. Chiedere a questo personale di fare 36 ore di servizio a settimana va oltre il contratto nazionale. Il sindacato si dice pronto ad avviare azioni legali per tutelare i diritti dei lavoratori. Stiamo muovendo per fare delle diffide perché il Ministero in questo caso sta trattando il personale non vaccinato
come personale inidoneo alla professione docente. Questo personale non è affatto inidoneo alla professione docente. L'autonomia regionale è un tratto irrinunciabile del nostro sistema di governo, lo ha detto il Presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato nell'introdurre l'annuario 2021 della Consulta. Numerose decisioni della Corte, aggiunge Amato, testimoniano l'attenzione con cui abbiamo salvaguardato l'autonomia regionale davanti ai ricorsi dello Stato che a volte pretendeva di far valere le proprie competenze al di là dei limiti costituzionali. Plaude a queste parole il governatore Luca Zaia che commenta: i tempi sono maturi da un punto di vista istituzionale, da un punto di vista storico e da un punto di vista culturale. A parlarne oggi anche Erika Stefani, attuale ministro per la disabilità ma che fu ministro per l'autonomia nel primo governo Conte, che punta l'attenzione sui livelli essenziali delle prestazioni e dice non possono essere questi il problema. Noi al Consiglio dei Ministri non abbiamo ancora avuto la possibilità di esaminare la bozza della legge che vorrà presentare il Ministro Gelmini. So che comunque si sta lavorando su questo tema. Ricordo sempre però che la questione attinente ai livelli essenziali delle prestazioni rischia di essere un falso problema e non è la determinazione di LEP che possa condizionare il riconoscimento dell'autonomia differenziata. Questo è stato anche rappresentato anche nelle relazioni che sono state presentate anche in Commissione Affari Regionali. Il percorso lo sappiamo, non è facile. Io al tempo come Ministro agli Affari Regionali nel Conte 1 ho trovato molte difficoltà, soprattutto anche all'interno del governo, e ho trovato una grande difficoltà perché parte dell'Italia non ha compreso che l'autonomia differenziata è un modo concreto per risolvere grossi problemi istituzionali, grossi problemi che abbiamo in Italia che si sono anche amplificati anche durante il periodo di Covid. E restiamo ancora convinti noi della Lega come rappresentanza anche al governo che l'autonomia differenziata sia una soluzione valida ed efficace e per quanto riguarda soprattutto i territori dove è stato celebrato anche il referendum non è solo una soluzione ma è una pretesa legittima. Voltiamo pagina, primo giorno d'aprile, giornata da sempre dedicata agli scherzi e ai pesci d'aprile. Vediamo che cosa ne pensano i cittadini. Oggi è il 1° di aprile, il giorno degli scherzi. Abbiamo chiesto ai padovani se hanno un ricordo di uno scherzo in particolare e che scherzi facevano. E gli abbiamo fatto anche noi uno scherzetto a qualcuno. Da domani caffè di latte di soia e brioche vegane. C'è stato un editto del sindaco. Gratis? No, non ci sarà più il latte normale ma solo latte di soia per favorire... Cosa vuol che le dica? No, è il 1° di aprile. Grazie, complimenti. Gli hanno mai fatto uno scherzo? Ah, non è più tempo di scherzi, non ha più voglia di scherzare nessuno. Solo latte di soia e le brioche solo vegane. Vabbè, va bene, no? No, è il 1° di aprile, è uno scherzo. Vabbè, io ci speravo in realtà. E voi ve li hanno mai fatti degli scherzi? Certo. Che cosa vi fanno? Più di terrore che scherzi simpatici come questo, devo dire. E che scherzo ti facevano? Boh, magari non so che avevano scoperto qualcosa, che magari io stavo insieme a una persona e si è inventato tutta una scusa, si è inventato che mi mollasse e tutte queste cose. Vabbè, insomma, soliti scherzi che dici che rimani un attimo a bocca aperta, prendi un respiro e poi dici ah no, è il 1° di aprile, allora rimani... Sì. Chi meriterebbe uno scherzo? C'è più di qualcuno, non si può dire. Cosa le hanno fatto? Beh, il pesce di aprile con la carta che si metteva sulla, come si dice, sulla schiena
Ma lei lo faceva o lo riceveva? No, lo ricevevo. Se lo ricorda uno scherzo che ha fatto, le hanno fatto? Sì, ma non si può raccontare davanti alle telecamere, ve lo dico chiaramente. Ma adesso pensandoci, sì, post-it dietro la schiena, però se lo sapevo ieri mi preparavo. Adesso così a freddo. Il classico pesce attaccato alla schiena. Sì. E lei li ha mai fatti scherzi? Sì, li ho fatti, sì. Sempre il classico pesce attaccato alla schiena. Forse ai tempi della scuola, ai tempi della scuola, ma magari con un pescetto attaccato dietro, niente di più. Gli hanno mai fatto uno scherzo? No, perché sto grande e grossi che ho paura a farmi. Abbiamo finito, vi lascio alle previsioni meteo, grazie per essere stati con noi e buona serata. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione. Bentrovati al meteo. Inizio di weekend turbolento, la perturbazione giunta nei giorni scorsi farà sentire ancora i suoi effetti. Vediamo il dettaglio di sabato 2 aprile. Sul Veneto giornata alquanto variabile, cielo nuvoloso con precipitazioni discontinue e con distribuzione irregolare, possibili dei rovesci, specie al mattino su pedemontana e zone limitrofe. Nel pomeriggio non si escludono parentesi asciutte e localmente soleggiate. Quota neve in calo fino a tutti i fondovalle dolomitici, a 500-800 metri sulle prealpi. Temperature in lieve calo, minime tra lo 0 e i 7 gradi, massime comprese invece tra i 7 e i 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso su pianura e costa cielo coperto con piogge intermittenti da deboli a moderate. Sui monti anche abbondante quota neve sui 700 metri. Sulla costa dalla sera bora moderata. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime sui 7-11 gradi. Diamo infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, sarà perturbato anche qui come vediamo con precipitazioni sparse nevose fino a 800 mm all'incirca. Temperature minime intorno allo 0-1 grado, massime sui 7-8 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione.